Buongiorno, buon pomeriggio, insomma, mamma mia, vuota il sacco. Manna, partiamo dal presupposto principale, cioè quando si parla è sempre meglio e quindi capiamo delle cose, possiamo approfondire, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo vederla parola per parola, quindi mettetevi comodi perché potrebbe uscire lungo. Cominciamo. Sì, anche perché mentre ascoltavo la conferenza di Mauna leggevo anche la reazione della chat sul canale del Napoli e già il parlare dà soddisfazione a qualcuno, cioè, grande man, uomo, vero uomo, eccetera eccetera. Altri invece non, pure che tu parli, se sei convinto della tua critica puoi dire qualsiasi cosa e continuerai a criticare, quindi è importante per chi vuole ascoltare. Do il benvenuto a Francesco Marino e immagino a tutti i nuovi iscritti che vogliono approfondire la materia, che non basti dice Manna ha parlato quindi tutto a posto, oppure Manna ha parlato quindi tutto male, perché il dimensionamento di questa scuola, non so che titolo farò, il titolo è più difficile del video, lasciate un like però perché l'approfondimento è la cosa più importante, crescere è l'unica cosa che conta e che ogni volta che si parla io credo che ci sia un'opportunità di crescita, quindi molto bene. Ci spostiamo, Mannerugarm, con quante cose da dire. E servirà un approfondimento anche sull'articolo 17 perché mi è stato chiesto e quando si parla di queste cose bisogna approfondire bene. Allora, si comincia con la domanda delle domande. Cosa è successo? Cioè, perché quando tu cedi Kvara lo sostituisci in queste modalità, in questo Manna comincia col dire che ringraziamo Kvara per tutto quello che ha fatto e che loro avevano proposto dei rinnovi a luglio, poi a novembre, poi a dicembre. E poi dice la parola che mette tutto, fa ribollire tutti, perché chiaramente parlando di essere quasi ricattati dal ragazzo è chiaro che il tifoso dice oh, è un giocatore ricatta il Napoli, non esiste proprio e dobbiamo approfondire. Ma Manna dice non è una cessione che serviva per risanare il bilancio come qualcuno ha detto, poi è difficile fare le cose a gennaio, ci sono dei parametri che il Napoli aveva e avrà, e questa è una posizione importantissima, e quindi abbiamo già dei punti, dei paletti, cioè che è difficile fare mercato a gennaio. Poi gli si chiede di 3 rinnovi di Olivera, di Meret e Anghissà, e Manna fa chiarezza, dice su Olivera praticamente è quasi tutto fatto, il ragazzo è contento, siamo lì, ma con Olivera tu avevi un anno in più di gap, quindi non c'è problema. Meret vuole rinnovare, ma si sono dati appuntamento. Avevano detto è fatta per rinnovare. No, si sono dati appuntamento, è tranquillo il ragazzo, tutto a posto, però si devono rincontrare. E per Frank ci sono i 2 anni di opzione. No, è l'articolo 17 che mi faceva laggare, adesso lo riprendiamo. Però qua già è il punto fondamentale che vi dico da parecchi mesi, cioè Frank ce l'ha i 2 anni di opzione unilaterale, però lo vogliamo incontrare per parlare perché merita la definizione di un nuovo contratto. Punto già fondamentale che mi fa pensare che il Napoli ha capito delle cose, cioè non arrivare alla situazione dove tu eserciti il tuo diritto contrattuale, è meglio arrivarci con un accordo totale tra uomini che si parlano e sono d'accordo tutti insieme, senza che fai la PEC, dici c'ho il contratto, hai firmato il contratto, devi fare quello che dico io, perché si può andare in direzioni di rottura come è capitato e non si deve arrivare così. Quindi molto bene, perché a quanto pare il Napoli ha capito dove sono stati fatti degli errori, legacy Kvara, e non ci deve ricadere. Ma perché non è corretto farle, per quello che è la nostra storia e per quello che sono i nostri valori. Siamo una società comunque solida, inutile. Poi gli si chiede di Danilo e di Comuzzo. Avevamo un accordo con Danilo, poi Danilo ha fatto una scelta diversa. Comuzzo abbiamo pensato che potesse essere anche un investimento per il futuro, mandando poi Rafa Marin, continuano a chiamarlo Marin, ma lui ha detto Marin, in spagnolo, Marin, andava a giocare. Comuzzo sarebbe stato importante anche perché è un giocatore che non va in lista, è viva, Manna lo sa. Abbiamo fatto 2 offerte, ma poi ci siamo resi conto che non volevano trattare. Non ci è stato spiegato però perché 2 profili così diversi, nel senso Danilo, il profilo già pronto,
che ti appara un buco in panchina affidabile, mentre Comuzzo il profilo di grande prospettiva che te lo prendi, ti resta, eccetera, eccetera. Quindi c'è un vuoto qua tra la prima idea Danilo, la seconda idea molto diversa e poi nulla, perché non hai fatto nell'idea di quello esperto, nell'idea della prospettiva e sei rimasto con Raffaele. Poi lo dice chiaramente Manna e lo ripete più volte, con Conte non siamo contenti, cioè sia io che Conte non siamo contenti, adesso si sono create anche delle aspettative alte e quindi non siamo contenti di come abbiamo operato sul mercato. Quindi se qualcuno poi dei tifosi dice non dovete criticare eccetera eccetera, se loro per primi non sono contenti, una critica è naturale, è logica. Poi si va ai famosi paletti che ha descritto Conte, no? Si parte dal presupposto, dall'idea, dall'auspicio che Conte diceva a inizio anno, cioè che Napoli diventi un punto d'arrivo e non un punto di passaggio, ma ci si confronta con la realtà dove certi paletti e certi parametri rendono questo obiettivo impossibile, e quindi Ugolini ipotizza una sorta di rottura iniziale tra quelli che era l'auspicio e quello che era la realtà, e Manna cerca di chiudere questo discorso che non c'è niente da risanare con Conte. Poi parlare di mercato sminuisce anche il lavoro che è stato fatto, i 54 punti e il vero obiettivo, purtroppo lo ripete in continuazione, ed è anche un po' questo è il famoso dimensionamento, cioè guardiamoci nell'anima, e il vero obiettivo è entrare in Europa, magari dalla porta principale, la porta principale ragazzi è la Champions, non è lo scudetto. E tu quando vinci lo scudetto comunque entri in Europa, ma la porta principale di cui parla il Napoli è andare in Champions, quella è l'Europa principale. L'altra Europa è l'Europa League o la Conference League, quindi l'obiettivo del Napoli, dichiarato a inizio stagione e chiesto a Conte, è entrare in Champions. E Manna dice anche è normale che qualcuno veda Napoli di passaggio, anche perché tu hai ricominciato da capo, parti dall'anno scorso dove sei arrivato decimo, dove poi non hai le coppe, e quindi è normale che qualcuno può vedere Napoli perché stai ricominciando a rimetterti in quelle posizioni di Europa continuata. Mi assumo le mie responsabilità, potevamo fare meglio, e quindi si assume le sue responsabilità Mann di un mercato di gennaio non soddisfacente per lui stesso. Dopodiché domanda di Manuel Parlato, Canale 21, non Sport Italia, e questo è un passaggio fondamentale perché è girato sui social, vergognosissimo quello che si è permesso di fare Criscitiello, lo sfottò che fa con Tancredi, dove sta San Maximen? Ci può anche stare perché è una televisione di bassa lega, è peggio di un canale social di uno youtuber che punta solo a sfottere gli avversari, è peggio, perché è peggio, ma tu lo sfottò lo puoi anche fare. Non puoi assolutamente però permetterti di licenziare, di cacciare un collega in diretta solo perché, che poi Manuel Parlato non ha detto niente di strano, niente di... con grande correttezza e eleganza ha detto io mi aspetto che poi questi teatrini li fate anche per le altre squadre. Criscitiello ha fatto la piazzata e io spero che intervenga bene. Mi è piaciuto che sia intervenuto Lombardo, che abbia espresso solidarietà per il coraggio di Manuel. Non era nemmeno coraggio quello di Manuel, era una presa di posizione abbastanza lineare. Comunque lì deve intervenire l'ordine dei giornalisti, perché non è possibile, anche se Criscitiello è il padrone dell'emittente, devi sempre dare conto a qualcun altro, altrimenti è Elon Musk che compra X e scrive e fa quello che vuole, e siamo in una condizione non accettabile. Manuel Parlato chiede di come si passa poi da Garnacho a Adeyemi, San Maximen fino ad arrivare ad Okafor. Manna dice ce ne sono anche altri che poi magari non sono usciti. Garnacho ci piaceva già da prima, eravamo anche vicini alla richiesta del Manchester United, poi ci siamo scontrati col problema dell'ingaggio, che probabilmente è aumentato perché si è provato a fare questa operazione a gennaio, cioè per convincere il ragazzo di lasciare la Premier a metà, forse è stato chiesto più di quello che è il parametro della media salariale poi del Napoli, che il Napoli vuole mantenere. Poi si andrà più nel profondo di questa situazione qua, perché si parla anche di, a livello etico, si chiede se è giusto far entrare uno che poi guadagna tanto in una squadra che sta lavorando da luglio. Questo è da approfondire. Comunque anche su Adeyemi si era arrivati a un accordo di massima col Borussia, ma lui non era sicuro di venire. Non devo convincere nessuno, devi essere tu convinto di venire, e questa è una di quelle frasi che dà grande soddisfazione
al pubblico, perché dice se non vuoi venire non ne avete nessuno, perché devi amare solo la possibilità di venire a Napoli, il che è giustissimo, ma tu devi crearla questa situazione, cioè il Napoli deve diventare più attrattivo. L'anno prossimo noi pensiamo insomma di lavorare ogni 3 giorni e quindi possiamo utilizzare i soldi di Kvara che sono arrivati dalla cessione di Kvara per fare il mercato, perché è consapevole Manna che poi l'anno prossimo devi farla la squadra più forte per affrontare tutte le competizioni. Su Saint-Maximin problemi burocratici erano stati risolti, ma poi ci sono state delle pretese saudite che non potevano essere accolte né dal Napoli né dal Fenerbahce, quindi non si è potuto fare. C'è il rammarico da parte di Mann di aver perso forse troppo tempo rispetto a questi obiettivi, e poi si è stato costretto a fare il last minute. Purtroppo Okafor non è stato trattato benissimo in questa conferenza, perché non lo ha difeso mai e non ha mai detto però Okafor è un profilo che ha detto che non è pronto, che si deve mettere al passo. E insomma, questo mi dispiace pure un pochino, perché adesso lui è arrivato e lo dobbiamo mettere nelle condizioni di lavorare bene e di sentirsi anche apprezzato. Quindi vabbè, purtroppo è così. Manna ripete, non siamo il PSG, non siamo il City che possono fare delle spese a gennaio. Poi però lo deve dire, perché altrimenti gliel'avrebbero detto l'ambiente, gliel'avrei detto io. Il Milan però prende Gimenez, la Juve, poi lui stesso dice la Juve ha fatto perché si è fatto male Kalulu, insomma, però noi non possiamo farle queste cose qua. Ancora dettagli sulla questione Kvara PSG, loro sono in contatto da maggio. Non abbiamo ceduto dopo 2 offerte, e poi parla di un'offerta per 2, quindi ci conferma quello che era il rumor dell'offerta doppia tra Kvara e Osimhen insieme. Non lo abbiamo fatto. Col senno di poi certo ci sarebbe stata una rivoluzione in città, però col senno di poi forse avresti potuto monetizzare, fare tutte quelle operazioni che hai fatto un po' più presto, i vari McTominay, i vari Gilmour, anche lo stesso Lukaku l'avresti portato più presto, si sarebbe messo al passo fisicamente, però è andata così. Volevamo dare un segno di forza non cedendolo, e poi parlare col PSG da tanto tempo è normale, questo è il calcio, lo ha fatto Kvara, lo faccio io, ne abbiamo parlato anche di altre cose, quindi questa è una dinamica normalissima nel calcio, perché Kvara parlava già col PSG, perché il Napoli non parlava già anche con Garnacho, lo ha detto stesso lui, quindi anche prima di questa situazione, quindi tutte le squadre parlano con tutti, è inutile far finta di niente. Okafor, il discorso Okafor, l'Ipsia che poi col Milan poi le saltano le visite mediche. Manna dice quelle sono dinamiche tra l'Ipsia e Milan dove non posso mettere bocca, però è indietro, fisicamente è indietro, anche per gli standard di lavoro che ha il Napoli, quindi si deve mettere al passo fisicamente. Quello che si dice è chiatto, è diventato 180 kg, una cosa divertentissima, non lo è, abbiamo visto le foto, però una cosa è stare slim e una cosa è stare fisicamente pronto per quello che ti chiede Conte, quindi servirà un po' di tempo. A Manna un rammarico in particolare di un giocatore che pensava di aver preso e poi non è arrivato. Prima di tutto Manna dice noi lavoriamo per caratteristiche, quindi non c'è un giocatore in particolare che volevamo e che ci serviva, però dice Garnacho ci eravamo andati vicini, lo stesso Adeyemi ci eravamo andati vicini. Mi dispiace che tutto esce, cioè che siete bravi qua. Bisogna dare atto a quelli che poi si occupano di mercato che molti dei nomi che sono usciti sono stati effettivamente trattati. Qua dobbiamo chiedere al nostro direttore sportivo di scafarsi, cioè è un direttore sportivo giovane, signori, non possiamo fare finta che non lo sia. I direttori sportivi un po' più esperti sanno e sapranno come anche nascondere certe trattative, farle uscire all'ultimo momento in modo tale che non ci sono poi rilanci e richieste diverse o squadre che si inseriscono, e quindi anche saper dare delle esche sbagliate a certi giornalisti. Poi i procuratori continueranno a parlare, a fare il bello e il cattivo tempo, là non ci puoi fare niente, però che Manna abbia bisogno di fare più esperienza è evidente e lo sapevamo anche quando l'abbiamo preso. Dopodiché, situazione Rafa Marin e situazione Jeremai. Abbiamo preso Rafa Marin per sostituire Ostigard, ma abbiamo fatto anche una spesa, però ha detto Mani, gli altri sono meglio, e quindi Rafa Marin non trova spazio, perché
si è comportato ovviamente molto bene. Buongiorno, sta giocando benissimo Rachmani, e Juan Jesus, quando è stato chiamato in causa, è stato perfetto, quindi non c'è stato spazio per Rafa Marín. Però col Villarreal tutto era pronto, quindi quando parlavamo di valigie pronte era verissimo. E poi dice purtroppo non ci sono state condizioni per prenderne un altro, e qua qua è evidente che hai messo in difficoltà Conte, però, perché ti trovi con una coppia scoppiata, perché Conte Rafa Marín non lo vede, non lo mette, non lo ha mai messo neanche un minuto, neanche quando sei in vantaggio di 4 gol che lo metti mai. E quindi qua si prenda la responsabilità, man, di non essere stato in grado, dopo Danilo e dopo Comuzzo, di trovare un'altra soluzione. E anche non solo per averlo per la panchina pronta, ma anche per valorizzare il tuo acquisto di Rafa Marín, perché in questo momento scende di valore, perché il tuo allenatore non l'ha mai utilizzato. Poi sulla questione narrazione di Napoli preso per il collo, perché quando sanno che hai soldi poi ti chiedono più soldi, Manna dice un termine forte, forse anche non corretto, perché è normale soprattutto a gennaio, cioè al di là del fatto che le squadre sapessero che il Napoli aveva i soldi di Kvara, a gennaio in generale ti devi aspettare che ti chiedono di più. E qua purtroppo si vede dove il Napoli è stato debole, tra virgolette, cioè volevi lanciare il messaggio forte di non vendere Kvara, ma poi lo hai venduto a gennaio e non hai chiesto di più di quello che di solito vale il giocatore, cioè 80-85, la clausola che volevi mettere probabilmente di 80, hai chiesto di meno, hai dovuto accettare di meno perché altrimenti ti trovavi in difficoltà. E adesso vediamo l'articolo 17. Ripete Mann che non possiamo uscire dai nostri parametri, la realtà è questa, cioè che l'obiettivo è la Champions e dobbiamo stare calmi. E qua penso che l'ho lanciato come intermezzo del video, insomma gli esce una frase involontaria, perché dice il Napoli è una società inutile, però da come lo dici siamo una società inutile nel senso inattivo, che è un vanto, però l'italiano come non sono riuscito a spiegarla a mia moglie questa cosa, è difficile però fa ridere che dici risulta una società inutile. Quindi proprio ci ferma, dice questa cosa dello scudetto crea poi un'aspettativa esagerata e non siamo in grado di rispettare questa aspettativa. Insomma, è quasi come se Conte avesse fatto un torto a Napoli nel bruciare le tappe e fare tutti questi punti a competere direttamente con l'Inter il primo anno. Quasi non eravamo pronti a farlo. Non dice calma, non potremmo lottare per lo scudetto, non potremmo fare sti cose. E per la Champions abbiamo messo i punti in cascina. Questo è. Si può pensare che poi l'anno prossimo, adesso con più calma, anche con i soldi di Osimhen, puoi affrontare il mercato in maniera diversa. E qua Mann è molto candido, nel senso che ci dice che Osimhen ci ha rallentato il mercato estivo, perché noi aspettavamo quello per poi affondare su altri colpi che erano già pronti. Poi all'ultimo De Laurentiis ha dato l'ok per comprare anche senza la cessione di Osimhen, ma nel frattempo noi eravamo bloccati. E questo è la realtà dei fatti, che Osimhen ha bloccato. Però lui dice l'anno prossimo già tu puoi contare sui soldi di Kvara più gli introiti che ti verranno dalla Champions, e quindi si potrà fare meglio. È quasi come se non si basasse anche sull'entrata della cessione di Osimhen, cioè il Napoli sta ragionando su quello che ha di certo, cioè i soldi di Kvara, e su quello che è quasi sicuro, cioè i soldi della Champions. È un po' come se io mi dissi: se Osimhen te lo pagano 5 milioni è ben pagato, perché è un'incognita, non lo sai chi vorrà puntare su Osimhen, e quindi non stai facendo affidamento su un tesoretto di 70-80 milioni di Osimhen. Non c'è. Se arriverà molto bene, ma non è sicuro che arrivi. Domanda chiave, domanda importantissima di Italia Mele: come ti tuteli la prossima volta per non avere un'altra situazione Kvara? E qua togli da mezzo Kvara, tu è un po' il discorso di Conte, no? Togliersi il problema o risolvere il problema, cioè nel senso che non ti capita più. E qua Mann la dice chiarissima, e si è visto il canale e ha lasciato anche il like Mann, perché dice: avremmo dovuto rinnovare prima.
e non dovete ascoltare me, dovete ascoltare le sue parole. Avremmo potuto provare negli anni precedenti a rinnovare un contratto che giustamente, le dice, era lungo, ci avrebbe protetto da alcune dinamiche extra calcio che poi si sono presentate e quindi ci hanno costretto a effettuare questa cosa. Allora, qua mi sa che dobbiamo approfondire, molto difficile approfondire con tutti questi ad che rallentano il sistema, ma si parlava dell'articolo 17 anche all'epoca di Higuain. Io ringrazio Calcio Napoli 24. Cos'è l'articolo 17? L'articolo 17 permette a un calciatore con un contratto di durata superiore ai 3 anni di svincolarsi al termine del terzo anno, oppure se ha più di 28 anni di svincolarsi dopo appena 2 anni. Più di 28 anni non ci interessa perché Kvara è più giovane. Condizioni fondamentali da rispettare: bisogna rescindere entro 15 giorni dall'ultima partita giocata, non ci si può trasferire in una squadra dello stesso paese nei successivi 12 mesi, bisogna pagare un indennizzo al club calcolato in base allo stipendio percepito dal giocatore, agli anni di militanza, alla sua età. Questo è il primo passaggio fondamentale. Tu non sei protetto se dai pochissimo di ingaggio al ragazzo. Cioè, se Kvara prende poco, è chiaro che ti trovi in difficoltà, perché questo articolo 17 esiste. I giocatori ovviamente non vogliono ricorrerci se non in casi eccezionali, perché crei un precedente, anche la squadra che ti va a prendere può avere paura che tu possa fare lo stesso in futuro, e quindi non è bene né per la società né per il calciatore. All'epoca si parlava di Higuain e ci sono gli esempi di Andy Webster, e poi ci furono 2 ricorsi sia alla società che il ragazzo al TAS di Losanna, ma anche in Italia Morgan De Santis chiese la rescissione all'Udinese perché oltre i 29 anni e poteva farlo, quindi ottenne il via libera per andare al Siviglia. Stessa cosa è successo pure a Matusalem, i meno giovani se lo ricorderà, ma il caso Matusalem, che non fu semplice come quello di Webster, creò delle problematiche, quindi i giocatori preferiscono non avvalersi di questa roba qua. Poi quello che mi chiedo io è qual è la giusta causa che ti porta a chiedere di applicare l'articolo 17. Si può ragionare sul fatto che, ma come, tu a Osimhen dai 10 milioni retroattivi e a me no? Si può ragionare su questo, ma è un discorso che poi va sull'extracampo, e quindi, come il Napoli dice di questa storia, Kvara ha detto: un giorno vi racconterò, e quindi probabilmente non lo sapremo mai. La realtà è che noi dobbiamo guardare avanti. Kvara da parte non devi farlo accadere di nuovo, e spero che dalle parole di Mann il Napoli abbia capito che non devi applicare le tue opzioni via PEC, non devi arrivare a situazioni di giocatori scontenti mentre altri giocatori guadagnano di più, ci devi arrivare prima. Poi gli si chiede anche se il Napoli ritornerà a trattare prospetti oppure giocatori più esperti, se il mix, no, tra giocatori esperti pronti oppure i prospetti che crescono. Ed è bella anche la domanda come la pone Manuel Guardasole, perché dice forse il non comprare, è quasi un assist che dà a Mann. Dice forse il non comprare Garnacho può anche significare che magari conservi i soldi e vai su un obiettivo proprio tatticamente diverso, perché magari l'anno prossimo Conte vuole decidere di cambiare modulo e allora invece di prendere un'altra ala magari prendi una seconda punta. Fa l'esempio di Zirkzee, e purtroppo Manna qua non dà soddisfazione nella risposta, perché dice sulle questioni tattiche io non ci entro col mister, figuriamoci se ci entro con voi. Peccato, perché mi sarebbe piaciuto una risposta come a dire: io parlo con Conte tutti i giorni e so quello che vuole fare tatticamente anche nel futuro e saremo pronti a dargli quello che gli serve. Invece ci dice proprio: no, io tatticamente individuo i giocatori e li vado a prendere, poi se la vede Conte. Poi sono giocatori che Conte ha individuato o ha accettato, questo arriverà in un'altra domanda. Però aggiunge Manna, per esempio Dorgu noi l'abbiamo trattato, cioè che sia giovane sia forte, però se arriva il Manchester che fa un'offerta fuori mercato non lo puoi prendere. Però se c'è un'offerta come McTominay la fai, se c'è un'occasione come McTominay la fai. Quelli che sono senza contratto, dove devi pagare le commissioni agli agenti, noi non siamo proprio sul tavolo. Con queste cose, per esempio con l'Inter non puoi metterti a paragonare, cioè lo fanno loro. Se esiste un giocatore che va in scadenza lo possono prendere loro, noi per scelta non ci buttiamo su queste operazioni qua. E qua
che Manna dice pure: il mettere Garnacho dentro quando gli altri lavorano da luglio non è corretto, però volevamo farlo, sì. E allora qua non lo capisco onestamente, perché è un po' come a dire: sono quasi contento che non abbia accettato, in modo tale che non si rompessero degli equilibri all'interno dello spogliatoio, cioè che arriva uno troppo giovane che guadagna quanto o di più dei leader che si stanno facendo un culo così, quindi ci devi arrivare diverso. Però lo volevi fare, e allora come la mettiamo noi? Stavi per fare un altro errore, oppure era una cosa giusta da fare per aumentare il livello della squadra? E poi i giocatori, quando vedono uno che prende tanto ma ti fa vincere, alla fine sono pure contenti? La domanda legittima. Ma ci ripete: man, l'obiettivo è la Champions, se si vola troppo in alto ci si fa male. Non sono d'accordo qua, mi dispiace direttore, non sono d'accordo. Storicamente, quando il Napoli ha lottato per lo scudetto, è entrato in Champions. Quando il Napoli ha lottato per la Champions e non ci è andato. Quindi tu devi obbligatoriamente fare di più di quello che è il tuo obiettivo per raggiungere l'obiettivo. Questa sensazione che sono quasi in difficoltà, che il Napoli, che Conte ti ha portato a fare tutte queste vittorie consecutive e ti ha messo lassù, mi dà una difficoltà enorme nel valutare quello che è il lavoro della squadra, quasi come se non volessero stare lì, perché poi si creano aspettative troppo alte, i tifosi vogliono troppo, i parametri ce li abbiamo, gli ingaggi non li possiamo, ammatrasi in Champions, non dobbiamo vincere lo scudetto. Questo sembra poi quando lo dici così, e anche qua secondo me è una questione di esperienza. Manna deve fare l'esperienza sua per capire anche quello che può dire e non dire. Gli si chiede anche di Billing, ma Billing lo ha chiesto Conte o l'hai preso tu? E Conte lo ha accettato. Manna dice: io col mister ci vivo. È chiaro, ci sono dei contraddittori, e se salta qualcosa poi che magari Conte aveva avallato, bisogna essere pronti. E qua lui fa praticamente un mea culpa e dice: io non sono stato in grado di sostituire le idee accettate da Conte, vedi Garnacho, vedi Danilo o Comuzzo, e non sono stati in grado. Poi ci mette dentro Floro Ruscio, che io avevo rinnovato 5 anni, quindi Manna ci credeva, e subito diventa titolare alla Fiorentina. Perché? Perché ha lavorato in un certo modo con Conte, però tu l'hai sostituito con Billing, e Manna dice: Billing ha 100 presenze in Premier, ma è arrivato in un contesto di lavoro diverso, quindi anche lui si deve mettere al passo. Quindi ecco perché noi non lo vediamo subito Billing. Abbiamo fatto il cambio del portiere concordato, il centrocampista, penso si riferisse anche a Asa quando dice il centrocampista. Volevamo fare un difensore in più, ma è andata male, la rassegnazione che è andata male. E forse il rammarico è: se battezzi una cosa e ci vai dritta, specialmente a gennaio, poi rischi che non ti trovi niente. E qua è un mea culpa di esperienza. Ma è la prima volta che fai il direttore sportivo di una grande squadra. La next gen è un altro paio di maniche, è una squadra che non può puntare alle promozioni, non può andare in Serie A, la next gen deve rimanere dove sta. E quindi c'è esperienza da fare, e il capire che devi essere in grado di lavorare su più obiettivi contemporaneamente, perché capita che il Danilo fa una scelta di vita diversa, capita che il Garnacho: sì, io vengo pure, però mi devi dare quello che valgo e quello che sento di valere, e tu ti trovi poi che in dammi un esubero, perché devo mettergli a qualcuno proprio per far allenare la squadra, perché non potevamo rimanere senza. E insomma, c'è i like per la ricostruzione generale. Lo so che è un video difficile da seguire, e credo che chiarisce la mente di chi vuole ascoltare nel profondo, ma alla fine non cambia nulla rispetto a quello che ognuno sapeva già e ognuno pensava già della situazione del Napoli. Abbiamo dei limiti che non possiamo superare. Noi possiamo sperare di essere attrattivi come il Real Madrid, ma non lo siamo, e dobbiamo accettarlo, e non dobbiamo nemmeno prenderci collera più di tanto. Il positivo che mi prendo da questa conferenza è: uno, che l'abbiano fatta, perché avrebbero potuto anche non farla, ma
ci guadagni nel farla, perché molti si sentono soddisfatti già del fatto che tu abbia parlato, al di là del contenuto che tu hai detto, e oltretutto liberi Conte dal dover rispondere a certe domande di mercato che gli sarebbero arrivate. Quindi Conte può pensare solamente al campo e concentrarsi sul campo. Se gli arriva una domanda a Conte così, Conte ti risponde: ha parlato Manna, che volete da me? Quindi questa è la cosa positiva. L'altra cosa positiva è che spero che si sia capito che non devi arrivare a dire c'è il contratto, perché c'è il contratto non funziona con Kvara, non ha funzionato con Spalletti, non ha funzionato con Mertens e non funziona così nel mondo del calcio. C'è il contratto non significa niente, perché l'articolo 17 esiste, perché nessuno ci vuole fare affidamento, ma esiste, e devi fare in modo che i tuoi dipendenti siano contenti al di là delle situazioni, ed essere contenti significa che devi stare attento anche ai rinnovi che fai, a come li fai, a chi li fai e quando li fai, il quando. E tant'è, se Conte riesce a continuare a lottare per lo scudetto fino alla fine, secondo me è un mezzo miracolo per come si ragiona in società e per come non c'è la voglia di accorciarlo questo percorso. Ci dobbiamo fare il percorso così com'è, cioè il primo anno entrare in Europa, il che va benissimo, sia chiaro, e rientrare in Europa, e il secondo anno rinforzare la squadra, ma seriamente, perché se già vai in difficoltà senza le coppe, figurati con le coppe. Quindi ci dobbiamo aspettare grandissime cose per forza d'estate, altrimenti un Conte che finora si è mantenuto e non ha dato soddisfazione a chi lo voleva puntare i piedi e magari dimettersi, cioè sta tutti Conte di Criscitiello contento se Conte si dimette e va in rottura. No, Conte è stato molto tranquillo, consapevole della dimensione del Napoli e sta già andando oltre quelle che erano le richieste. Quindi Conte è tranquillissimo e sa che ci vuole tempo e che bisogna lavorare. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Video lungo, se avete avuto il coraggio, la pazienza e la voglia di arrivare fino a qua, mettete l'emoji dei soldi che volano. C'è l'emoji dei soldi che volano, perché i soldi volano.